Anche a Firenze è un gallerista che voleva l'esclusiva, è rimasta legata solo per un anno, poi ha detto basta, perché aveva limitato la produzione. E allora lei dice no, se a me mi toglie i pennelli e i colori è come se mi staccassero l'ossigeno. L'arte di Zia Veronica rientra nel genere della pittura naïve, quindi assimilabile a grandi maestri come Rousseau, il doganiere, come Antonio Ligabue, o anche a tutti i pittori che hanno frequentato la grande scuola di Luzzara, da dove provengono e dove sono passati tutti i più grandi pittori naïf italiani. Lei stessa ha avuto grandissimi amici ed estimatori tra i pittori naif più conosciuti. La pittura naif è una pittura ingenua, come dice la parola stessa, è una pittura che nasce spontaneamente, nasce dal cuore e ha dentro di sé una grande poesia. I pittori naif dipingevano perché gli piaceva dipingere, perché dipingere era per loro la loro vita stessa, e questa era Zia Veronica. Zia Veronica ha creato nella sua lunga vita tantissime opere d'arte e le ha diffuse in tutta la Sardegna e oltre i confini dell'isola. Zia Veronica dipingeva soprattutto quello che lei ricordava, la sua gioventù, la sua giovinezza, il lavoro nei campi, il lavoro della comunità nella quale viveva e dove amava vivere. È stata premiata un po' in tutta Italia, anche per esempio da persone famosissime come Nicoletta Orsomando, recentemente scomparsa, però raramente andava alle sue mostre, raramente andava a ritirare questi premi, perché preferiva vivere nel tessuto della sua comunità, e questo è una caratteristica che la contraddistingue. Anche quando ha presentato la Quadriennale di Roma, quando ha fatto la mostra a Ligabue, che lì lo stesso ha vinto il primo premio, e tante altre, tantissime, non le ricordo tutte. Andavi spesso tu, perché lei non andava? Sì, a presenziare per la mostra andavo io. Ma anche a Cagliari ne ha fatto tanti di mostre? Sì, a Cagliari tantissime, quello che ricordo era la Galleria di Marinelli, la Nuova Dimensione, che anche lì c'è stata una grande festa, poi gli avevano fatto una cena a Maracanagorzi con un gruppo folk, canti e balli. Ci divertivamo a fare tante cose, perché ero sempre con lei. L'ho raccontato anche a Paolo un giorno, che avevamo dipinto un albero di fico con tutte le foglie, tutte con colori, visi di Claudio, lei con il suo genere. Poi la portavo in giro quando capitava, lei si incantava solo al mare, vedere un tronco sulla spiaggia. C'è un aspetto ancora da sottolineare molto importante, il fatto che lei fosse una donna sarda pittrice. Sono poche le donne che in quel periodo potevano permettersi di fare arte e potevano permettersi di essere accettate come artiste. Quindi questo fa di lei ancora di più un personaggio importante e un personaggio da valorizzare. La comunità di Zediani ha scelto proprio di creare questo evento per valorizzarlo. Zediani per un giorno è un paese che si fa museo. Tutte le persone che hanno dei quadri di Zia Veronica aprono le loro case o le espongono all'interno del centro storico. E io dico tutte le persone che hanno dei quadri, ma quasi tutti i zedianesi hanno almeno un quadro di Zia Veronica. Questo sta a testimoniare il rapporto di osmosi che c'era tra il paese e la figura di Zia Veronica, la pittrice Zia Veronica.
Nel nostro lavoro con la curatrice, la dottoressa Flaminia Fanari, abbiamo voluto creare anche un catalogo che è una prima base di studio di quelle che sono le sue opere, di quella che è la sua arte. Il catalogo non finisce lì, ci sarà un sito internet che è sempre possibile aggiornare e dove è possibile incrementare il numero di opere da tenere in questo database virtuale di Zia Veronica. Allo stesso tempo abbiamo voluto dare un segno anche di modernità lavorando con i social network, cioè avvicinando in un certo senso l'arte di Zia Veronica a quelli che sono i giovani, che magari non conoscevano Zia Veronica, ma soprattutto non hanno fatto in tempo a conoscere il mondo che lei viveva e il mondo che veniva descritto all'interno di questi quadri. Crediamo che questa iniziativa sia un'iniziativa che debba essere ripetuta ciclicamente, di anno in anno. Appunto, per un giorno Zediani si fa museo e per un giorno il paese diventa un museo a cielo aperto per tutti, in omaggio a questa bellissima figura che tutti ricordano in una maniera splendida. Quando andavo, siccome le chiedevo il tema a lei, le davo il tema e lei sviluppava ciò che io le chiedevo. Quindi, ad esempio, in quel quadro lì, dove è descritta la mia famiglia, marito, moglie e figlio, la moglie che sta setacciando la farina, il figlio che sta studiando, perché in quel periodo era ragazzo e studiava, e io che rientro dalla caccia. Però lei mi diceva sempre: Fisio, ma perché continui ad andare a caccia? Lasciali stare gli animaletti che devono vivere liberi come viviamo noi. Era molto, aveva quest'animo nobile e animalista proprio, voleva che non si cacciasse. Questa cosa. Sì. Veronica Serra, in arte Zia Veronica, è nata nel 1923 a Zediani, dove ha maturato la sua singolare esperienza artistica. Sin da giovane coltiva la sua passione per l'arte e da autodidatta crea da sé le proprie regole compositive in maniera spontanea, naif. Da questa prospettiva tutta personale, attraverso la pittura e anche la scultura di opere in tufo e in argilla, Zia Veronica ci restituisce un mondo del passato che affiora dai suoi ricordi e che è totalmente immerso nella cultura e nei valori della tradizione. La sua ricerca estetica infatti coincide con quella etica, perché Zia Veronica rappresenta e vuole rappresentare ciò che è importante, ciò che ha valore, e quindi i valori della tradizione, di una tradizione agropastorale che non è soltanto di Zediani, ma è di tutta l'isola, la Sardegna. Siamo orgogliosi di poter partecipare a organizzare una così importante manifestazione, naturalmente con l'aiuto dell'amministrazione comunale, in onore e per conoscere una nostra grande concittadina e artista, signora Veronica Serra, in arte Zia Veronica, che così è conosciuta. Per fare questo era necessario chiaramente far conoscere
le opere di zia Veronica, e per questo possiamo ringraziare diciamo, molti nostri concittadini che esporranno le loro opere nelle vie del paese e anche in case private. Per diciamo, poter capire dove saranno queste opere, si è pensato di preparare una cartina con dei punti stabiliti dove la gente appunto potrà girare per le vie del paese, diciamo, e conoscere queste opere. Si potranno conoscere altri artisti locali e anche opere di artigianato locale. Si potranno conoscere i nostri monumenti, le nostre chiese molto antiche, murales molto belli. Allora, qui abbiamo l'ultimo artigiano che fa le scoppe, che noi le abbiamo viste in tutti i quadri. Queste erano le scoppe che faceva, questo si fa anche quelle piccoline, simpatiche quelle. Si è pensato di preparare anche un punto di degustazione, a cura sempre della Proloco, uno stand per quanto riguarda la vendita della degustazione, diciamo, e vendita della vernaccia, che è un prodotto tipico sedianese, e anche di dolci tipici. Non mancheranno chiaramente in giro gli accompagnamenti e suggestioni, li chiamiamo musicali. Mi premeva dire una cosa su zia Veronica, come Proloco, perché ne abbiamo parlato tante volte. Io penso, e come me penso a tanti concittadini sediani, che è come se fosse una fotografa tra virgolette, perché diciamo che con i suoi dipinti probabilmente ci ha lasciato diciamo, tutta una fotografia con spaccato del paese che forse sarebbe perso, soprattutto nella vita quotidiana e anche in tante opere religiose che lei ha fatto. E sono cose importanti che rimarranno. Era una persona buona e semplice e secondo me aveva la capacità di vedere la sostanza delle cose. Per questo sono convinta che le creazioni di zia Veronica siano inscindibili da quello che era il suo modo di essere. Per lei era importante la natura con la sua varietà e i suoi colori. Era importante l'opera degli uomini e delle donne che con il loro lavoro provvedevano al sostentamento della famiglia. Erano importanti la religiosità, le tradizioni e i momenti conviviali che rendevano la vita degna di essere vissuta. Tutti questi temi li ritroviamo nelle persone, nelle atmosfere, nei colori che vengono rappresentati nei suoi dipinti. E ancora oggi, anche se ormai lei non è più con noi da qualche anno, in quei dipinti ritroviamo la sua essenza. Ci troviamo nella cantina Serra,
Oggi è possibile vedere la mostra di alcuni quadri di zia Veronica, e qua ne abbiamo uno che è quello della vendemmia. Possiamo notare come particolari il tetto in saga nizzata. Un altro particolare è quello durante la pigiatura, nella quale l'uomo è attaccato, diciamo, dalle corde per avere maggiore stabilità. È possibile vedere il torchio e poi anche la fase dove viene messo il mosto nei tini per la fermentazione. È un'opera che è stata commissionata da mio padre a zia Veronica, non appena mio padre ha iniziato a lavorare in azienda dopo la laurea. Io vedo ancora come ho questa visione ancora, quando si usavano quei cammini grandi, rettangolari, e ci sedevano quasi tutti attorno, noi ci sedevamo attorno e lei diceva, lei prendeva la piastrella bianca, il carboncino, disegnava, poi mi diceva, oh, ti piace questo qui? Che bello, dai, appena adesso zia lo cancella e te ne fa un altro. Cancellava la piastrella e rifaceva il disegno. Loro sono dirimpettai di casa di zia Veronica, quindi erano sempre assieme, vero? Con zia Veronica. Sì. Sono cresciuti, anche tu sei cresciuta con... Quasi più a casa di zia Veronica che a casa di mamma. Quando lei scappava a casa di zia Veronica. Io andavo in campagna, la portavo lì e me la tenevano. E certo, poi zia Veronica stava sempre dipingendo, quindi era sempre lì, e certo. E infatti qua ci sono tra i quadri più importanti, e soprattutto una delle opere che abbiamo valorizzato maggiormente è questa zucca, perché lei non faceva solo pittura e scultura, guardate che sono delle sculture eccezionali, ma questa zucca che ci è piaciuta molto perché proprio racconta un ballo sardo, un ballo d'undu fatto all'interno della zucca. Questo per dire che zia Veronica tutto quello che trovava dipingeva, perché era una cosa, una passione irresistibile per lei. Parlare di arte a Zediani, in un paese come Zediani, significa innanzitutto far riferimento alla figura di zia Veronica. Parliamo di una donna molto conosciuta, molto apprezzata, anzi amata da tutta la comunità di Zediani e soprattutto da diverse generazioni di zedianesi. È una figura molto semplice, che però è riuscita con i tratti dei suoi disegni, dei suoi quadri, con i colori, a raffigurare tante scene che appartengono alla nostra comunità, che appartengono al nostro territorio e che appartengono anche alla Sardegna in generale, alla sardità. Parliamo di scene di vita quotidiana, parliamo del lavoro, soprattutto il lavoro nei campi, e parliamo poi di tante scene anche di ricorrenze religiose, feste, di tutto ciò che accadeva all'interno della comunità. È bello vedere nelle sue opere come lei sapeva rappresentare anche tante scene, ad esempio di lavoro, ma sempre in un tono, diciamo, festoso, e in cui è evidente anche la tendenza alla collaborazione da parte di tante persone all'interno della comunità. Per tanti anni zia Veronica ha raccontato Zediani, ha raccontato tante cose che appartengono alla nostra identità, alla nostra cultura, e adesso è bello vedere come Zediani riesce in diversi modi a raccontare zia Veronica. Mi piace pensare a come
la comunità riesca ad unirsi sotto il segno della figura di zia Veronica. Con lei riesce a farlo più che con tante altre, diciamo, situazioni. Quindi io mi immagino come un grande abbraccio col quale la comunità si unisce attorno alla figura di zia Veronica. Poi è semplice dire come tutto questo è dimostrato dalla presenza in quasi tutte le case dei zedianesi di almeno un'opera di zia Veronica, tante opere che i zedianesi custodiscono gelosamente. Nonostante questo accettano anche di mostrare agli altri, alle persone che arrivano da altri paesi, da altri territori, o anche come si divertono anche a mostrarli gli uni agli altri, perché c'è veramente una varietà di opere, una varietà di colori che si possono vedere in ogni posto, a Zediani, in giro per la Sardegna e addirittura in giro per il mondo. Quindi è bello vedere anche questo binomio Zediani-zia Veronica che si può riscontrare ovunque. Possono essere tanti eventi, tante ricorrenze, tante situazioni, ma abbiamo già avuto dimostrazione di come sotto il nome, sotto il segno di zia Veronica, veramente la comunità si apra in un modo unico. E quindi realmente la figura che più di ogni altra cosa, più di ogni altra realtà zedianese, riesce ad unire la comunità. E questa è una cosa tangibile. È sufficiente girare per le case e chiedere: posso vedere i quadri di zia Veronica? Eccoli, ti fanno vedere dove sono, quali sono. Tutti ci tengono a dire: questo è uno dei primi, questo ce l'ho solo io, questo... però c'è tanto affetto nei confronti di questa donna che era molto adorabile anche nei modi. È tutto vivo in questi particolari, in questi dettagli dove troviamo l'aglio appeso, lo straccio che viene utilizzato, c'è sempre una zucca che conteneva magari la vernaccia, che conteneva il vino, e poi guardate tutti gli utensili, ci sono tutti. Aveva un gusto per i dettagli, un gusto per la descrizione di questi ambienti che erano per lei familiari, ma che erano proprio il mondo in cui si viveva. C'erano anche i tronchi pronti per essere messi al fuoco. Tutto è vivo nelle scene di zia Veronica, che sembrano proprio delle piccole scene teatrali. È come se lei facesse della sua pittura anche una piccola scena da teatro, il teatro della sua epoca. Riusciamo comunque a capire le scene anche del lavoro attraverso i suoi quadri, attraverso le sue opere. Quindi è tutto un tuffo nei colori e nella festa, anche nelle scene del lavoro, in cui ci sono tante dinamiche diverse, anche negli ambienti domestici ci sono tante scene l'una dentro l'altra. Solo lei è riuscita diciamo, a raffigurare tante cose in questo modo, ed è bello poter dire anche che fa parte, insomma, per noi è anche un motivo di orgoglio. Per questo dico, è bello vedere come la comunità riesce a ricambiare in qualche modo tutto quello che lei per tanti anni ha dato alla comunità.